e stasera sta qua a rappresentarlo uno dei suoi nipoti, figlio di una figlia del grande maestro Mario Trevi, ed è Salvatore Architravo. Prego. Vieni Salvatore. Vieni Salvatore. Allora, accomodatevi. Salve. Salvatore, di nuovo buona serata. Buonasera. È un vero piacere chiaramente averti, perché sei colui, diciamo, che questo è stato scritto, se non erro, a quattro mani. Sono coautore, ho dato, diciamo... Sì, esattamente. Grazie zio. Siamo tutti in famiglia. Allora io mi metto qua, io non sto... Vai, no, poi stare seduto. Ecco. Vai. Quindi dicevi, Salvatore? Allora, in pratica io sono qui per rappresentare nonno Mario. Sì. Con lui è stata realizzata questa autobiografia che si chiama appunto Indifferentemente, che è questo suo successo personale che sa pieno un poco tutto quanto. Però questo io infatti l'ho detto nella prefazione che la lanciò al Festival di Napoli insieme a Mario Abate nel 1963, vincendo il terzo premio, il secondo premio. Infatti io quando l'ho presentato all'inizio della trasmissione, che diciamo che ho cercato di dire qualcosa che ci sarebbe stato con una persona che avrebbe testimoniato personalmente, molti si accreditano, anche perché questa canzone sappiamo che è stata cantata anche da Mina, insomma, da tanti cantanti. Ha avuto la fortuna di diventare un classico. L'ho cantata anche zio. Sì, vabbè, ma tu diciamo che c'avevi la priorità, perché sei comunque un frate del grande Mario Trevi. E poi gli altri comunque che l'hanno interpretata, alcuni hanno detto no, ma che hanno creato una diatriba, mentre invece rinnoviamo. Allora, diciamo, è il lato positivo e negativo di quando una canzone diventa un successo della canzone classica napoletana. Faccio un esempio pratico: Dicite in cielo vuie fu presentata da Vittorio Parisi, però purtroppo nessuno più si ricorda che è il primo interprete. Mentre Indifferentemente, che è un pochino più recente, perché Dicite in cielo vuie del 30, Indifferentemente del 63, e fortunatamente ci sono delle testimonianze video dei festival, c'è ancora un punto di riferimento e ogni tanto uno se lo scorda. Anche perché Indifferentemente è entrato, lo ribadiamo, è entrato a far parte delle antologie della canzone classica napoletana. Certamente. Insieme alle altre. Ha avuto nonno e Mario Abate, hanno avuto la grande fortuna ed il grande onore di entrare con un loro brano inedito in questo grande libro dove ci sono questi grandi classici come Dicite in cielo vuoi, Ma la femmina, Torna a Sorrient, è tutto quello che è un repertorio classico che si può liberamente intraprendere pure all'estero. È il nostro piccolo biglietto da visita nel quale fa parte Squilla anche il telefono? Ecco, e vediamo un attimino chi ci raggiunge in audio tramite telefono. Parlo io. Pronto? Pronto, buonasera. Pronto Mario, su Morena, dove stai? Sto a casa, perché Un applauso al grandissimo Mario Trevi. In esclusiva per Telefoggia e per gli amici dei social. Maestro, qualche aneddoto veloce per quanto riguarda questo libro che possono trovare all'interno del libro? Ma per quanto riguarda il libro che abbiamo fatto io e mio nipote, io sono veramente molto felice e molto orgoglioso di avere un nipote come mio nipote che sta in questo momento da voi, perché questo qui è un genio, non è, questo è uno mandato dal Signore con la sua intelligenza. Si prende una laurea. Tu se vuoi sapere qualcosa sugli asini, perché esistono gli asini, mio nipote te lo spieghi perché. Certo, ma è importante, guarda, è sincronizzata la cosa. Ecco perché se la fa con me. Esatto. Hai capito? Bella questa. Prego, maestro. Voglio dire una cosa pubblicamente, sarà un poco, come si dice, quando uno dice ma come è presuntuoso questo? No, non è la presunzione, è che praticamente uno di noi ce l'ha dentro se stesso, tutto quello che poi succede ed è successo negli anni passati. Pensate che quando mio nipote è venuto da me e ha detto nonno, ma noi dobbiamo fare un libro su di te, ma è possibile che a un certo momento tu fra 100 anni non rimani niente della tua vita attraverso lo scritto? E io ho detto va bene, facciamo questo libro, e ci siamo messi ben 8 anni insieme, così a tempo perso, come si dice. Allora lui
mi interrogava e mi diceva: ma dimmi una cosa, che è successo poi in questo periodo? E io gli spiegavo. E lui con una grande intelligenza metteva tutto a fuoco scritto. Allora ringraziamo ancora tantissimo la disponibilità del maestro Trevi. Vai. Volevo soltanto chiedere a Salvatore, come facciamo per avere questo libro di Mario Trevi? Allora, questo libro si può trovare semplicemente su Amazon, in formato ebook e cartaceo, come detto anche in quell'intervento di prima, e dico anche che da qualche settimana è disponibile anche la traduzione in inglese, quindi ci sarà non solo Indifferentemente, ma c'è anche il libro Indifferentemente for Naples, che è la versione italiana però tradotto in inglese, quindi tutto quello che troverete nel libro italiano con qualche fotografia inedita e io ma guarda un po', chi si pensava che io diventavo un cantante che con un libro venisse tradotto pure in inglese, ma guarda un facendo una ricerca in inglese si è tradotto solo tu da Alessia e Caruso, vedete un po'. Ma stiamo scherzando, cioè, è un dato di fatto. Bello Mario. Un applauso veramente alla grandissima carriera del grande Mario Trevi, veramente. Posso chiedere a Salvatore di ricordare le onorificenze del grande maestro Mario Trevi? Non ho capito, chiedo scusa. Se puoi ricordare le onorificenze del grande maestro Mario Trevi, merita tutte. Allora, l'ultima ricevuta è stata la medaglia della città di Napoli proprio un mese fa, il 22 dicembre. C'è stata questa bella cerimonia dove il neo sindaco Gaetano Manfredi ha dato una medaglia per questa lunga e brillante carriera di nonno come rappresentante della canzone napoletana in Italia, in Europa e nel mondo intero. Poi vabbè, i premi... Ma sai che cosa... Cavaliere dell'Ordine di Malta. Cavaliere di Malta. Ti ricordi che cosa ha detto il sindaco di Napoli, che io veramente lo stimo assai a questo sito, perché anzitutto è una persona molto colta, molto intelligente, molto serio, e mi disse: Mario, voi mi state confondendo per la vostra grande modestia. E certi, ma io ho questo virus, chi me lo può togliere? Disse, quando parliamo di Mario Trevi a Napoli lo conoscono tutti quanti, è un'istituzione, quindi... Senti Mario, visto che hai fatto un sacco di festival di canzoni, mo siamo arrivati al libro, poi con la traduzione in inglese, ti posso fare una domanda e mi devi rispondere bello, veloce? Sì. Ma da grande che vuoi fare? Da grande? Voglio fare il cantante. Lo sapevo. Ti voglio bene, fratello. Grandissimo Mario Trevi. Un grande. Allora io chiaramente un bacio e grazie. Devo ringraziare al maestro Mario Trevi con tutto il cuore. Grazie maestro. Grazie a tutti voi. Grazie, bacione a tutti quanti. Grazie a voi, grazie per la disponibilità. Buona serata. Ciao Mario Trevi. Buona vita e buona salute. Grazie. La prima cosa. Un bacio a Mario Trevi, che era in diretta con noi telefonicamente. Salvatore, io ti ringrazio chiaramente anche a nome della Grazie a voi, è televisiva. è stata veramente una grandissima emozione innanzitutto essere qui nella vostra bella trasmissione, perché dove si parla della canzone napoletana e di quella La Bella, permettetemi, sono onorato di entrarvi in punta di piedi. E poi grazie a tutti i telespettatori, non solo televisivamente ma anche sul web, attraverso anche Radio Prima Stella e il Regno Partenopeo 2022. E grazie ovviamente anche a voi per l'ospitalità. Tra i grandi, se mi permettete, voglio annoverare anche Salvatore, perché ha fatto un lavoro bellissimo, immenso, e poi veramente è un genio. Quello che ha detto il grande Mario Trevi, confermo. Io sono il Mario Castellani di Nonno Totò. Ecco, sono quindi... segretario, l'amico. Vabbè, quindi sarebbe praticamente quello del treno, quando dici Totò, e lei perché se faccio il tocco lei mi fa il ritocco? Esatto. Ecco. Allora, a nome di Mario Trevi... Sono onorato io di far parte di questa grande famiglia che è la famiglia Capozzi, anche se sono architravo, perché è dal lato di mamma sono diventato Architrevi ad un certo punto. È vero. Io così lo chiamo, Architrevi. Architrevi, perché ormai sta
quasi sempre, anche perché è molto importante, anzi visionate il sito ufficiale chiaramente, non solo, anche la pagina Facebook di Mario Trevi, sia di Mario Trevi che di Franco Moretti, YouTube, perché è interessante, anche perché è bello, perché il nipote porta il nonno a fare la passeggiata, a spese, quindi è veramente, io ho visto qualche video e sono veramente carini, anche non solo sotto il punto di vista artistico, ma anche sotto il punto di vista familiare, perché io avrei quando ci regali il colombo, un panettone, o i Vasco. Un grazie ancora, cari amici, ci vediamo sabato prossimo con Dal Vesuvio con Amore. Grazie alla regia di nuovo, buonanotte a tutti, buonanotte. Buona serata, arrivederci. Buonasera. Come di gente sta mangiando e ho fritte pesci tanto si raffredda, ma si evo cameriera sta suonata e ho muti vette nuove che sarà con due mossi e due parole a cominciare a raccontare visto calippo se spaghetti a vongole visto calippo se che